Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presentiamo la ricetta rotolino di pollo con funghi e pancetta. Ingredienti per 4 persone: 500 g di pollo, 50 g di parmigiano grattugiato, 300 g di funghi misti, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e prezzemolo. Allora, stendiamo il nostro petto di pollo e cerchiamo di metterlo in maniera di avere una fettina omogenea e compatta. Aggiungiamo del sale, del pepe, i nostri funghi leggermente rosolati in padella con un filo di olio e dell'aglio. Aggiungiamo una fettina di pancetta all'interno, del parmigiano grattugiato e del prezzemolo tritato. Dopodiché procederemo ad avvolgerlo in questa maniera. Chiudiamo la parte dei due lembi laterali e lo tiriamo come se fosse un fagottino. Allora, avvolgiamo adesso il nostro involtino con la nostra pancetta in maniera totalmente omogenea. Dopodiché lo rosoleremo in padella. Mettiamo all'interno della nostra padella un filo di olio extravergine d'oliva, lo facciamo riscaldare per bene e aggiungiamo il nostro rotolino facendolo rosolare per ogni lato. Allora, dopo aver fatto rosolare per bene da tutti i lati il nostro rotolino, aggiungiamo dell'acqua e chiudiamo il tutto in chiusura ermetica e continuiamo a farlo cuocere per circa 20 minuti. Il nostro fagottino è pronto, procediamo adesso ad impiattarlo. Prendiamo il nostro fagottino, lo tagliamo a fischietto, così potremo vedere anche il nostro bel ripieno. Lo mettiamo sul nostro piatto, aggiungiamo la nostra salsa di cottura e completiamo con del prezzemolo tritato. Il piatto è servito.